Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Anche il TAR del Friuli Venezia Giulia, come già in altre regioni, ha accolto il ricorso presentato da genitori di studenti delle superiori e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza del 4 gennaio scorso del governatore Massimiliano Fedriga, che disponeva la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado, con attività solo in didattica a distanza fino alla fine del mese. Il ricorso scaturiva dai problemi sull'efficacia dell'azione didattica a distanza, sottolineando il divario tra le apparecchiature in possesso tra gli studenti e le conseguenze sulla salute psicofisica dei ragazzi. Avete firmato un protocollo, di cosa si tratta? È un importantissimo protocollo di intesa per tutto il territorio, fondamentalmente per il territorio di Monfalcone, ma in realtà è una delle tante collaborazioni che oggi la Regione Friuli Venezia Giulia intende portare avanti con altre istituzioni dello Stato, in questo caso con la Capitaneria di Porto. Si tratta di un protocollo d'intesa che liberalizzerà, sdemanializzerà un'area su cui il Comune di Monfalcone e il Consorzio Industriale di Monfalcone faranno tutta una serie di attività importanti per lo sviluppo della città. Questo nell'ambito di una nuova visione della portualità, soprattutto in Regione Friuli Venezia Giulia, visto che consideriamo un po' tutti, abbiamo tutti la speranza che l'Alto Adriatico, e voi sapete che Trieste e Monfalcone fanno parte ormai dello stesso consorzio, faranno in modo che questa realtà diventi importante per lo sviluppo economico di tutta la regione e con un po' di ambizione vogliamo diventare anche un punto importante per tutto il Paese. Qui il Sistema Italia avrà prossimamente, ci auguriamo, una piattaforma logistica importante per lo sviluppo di quest'area. Piano FVG giunge alla 19ª edizione e come mi capita di dire per fortuna spesso per i nostri eventi culturali, perché ce ne sono molti che ormai sono una tradizione, dopo 19 anni è una tradizione e 19 anni stanno a significare che l'iniziativa è buona, bella e riesce ogni anno ad avere appeal. Al punto che anche quest'anno, nonostante tutti gli infiniti problemi che la pandemia pone, sia per realizzare l'evento ma anche in fase pre-realizzazione, considerato che ci sono 70 partecipanti che vengono da 16 paesi del mondo, e questo dà anche l'idea del contesto nel quale si colloca Piano FVG. Ecco, credo che con questi tre numeri, 19ª edizione, 70 partecipanti all'inizio 2021 e in piena pandemia da 16 paesi del mondo, diano l'idea di che cos'è Piano FVG. Grazie a Davide Fregona, grazie a Dori De Riu, grazie al Comune di Sacile, al Sindaco Carlo Spagnol e all'Assessore alla Cultura Ruggero Spagnol, che non sono parenti, lo dico io per loro, che poi se no si comincia a dire che c'è il solito nepotismo. No, non sono parenti, e al Teatro Zancanaro, che ovviamente si mettono a disposizione per questa iniziativa di carattere internazionale. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio,
Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.